Definito l'accordo tra la Regione Siciliana e i privati convenzionati per distribuire le risorse a valere sul 2024 e contribuire a potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per ridurre le liste di attesa. L'intesa è stata sottoscritta nel corso di un incontro presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica con i dirigenti dell'assessorato della salute e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'intero settore. L'accordo prevede una somma complessiva di 310 milioni di euro da distribuire alle varie branche, dai laboratori di analisi alla fisiochinesiterapia, dalla cardiologia alla radiodiagnostica ed altre branche, per provincia con un aumento di ben 12 milioni di euro rispetto allo scorso anno. In aggiunta sono stati definiti i bisogni specifici della radioterapia per circa 35 milioni e della nefrologia per 102 milioni. Alle singole strutture è stato destinato un budget per il 2024 pari al 90% della produzione media del 2022-2023. Il 10% residuo sarà assegnato dalle ASP in misura proporzionale al fabbisogno provinciale, sulla base di criteri che verranno definiti dall'assessorato regionale della salute. In particolare, il governo regionale ha individuato, dopo un lungo dialogo costruttivo con i sindacati nella misura di 8 milioni di euro, le risorse finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, garantendo un equilibrato soddisfacimento delle domande di salute del cittadino in base ai differenti settori. Durante l'incontro è stato anche stabilito un rigoroso cronoprogramma per la distribuzione delle risorse. Il decreto di ripartizione alla specialistica convenzionata ambulatoriale verrà adottato dall'assessorato nel prossimo 20 maggio, mentre le contrattualizzazioni delle ASP con i singoli operatori economici dovranno avvenire entro il prossimo 19 giugno.